Ultimo. C'è pressione qua allora. Adesso da sempre. Sac lacrime. Io parlo italiano, parla inglese, è meglio per me. Il fatto che siamo in playoffs è qualcosa di importante per il nostro club. Questo avversario è una squadra molto dura. Potrei dire che è una squadra con fisicità e specialmente in posizioni di guards. Comunque combatteremo, non abbiamo l'advantage of home court, ma dobbiamo fare che cosa abbiamo fatto tutta la stagione, essere competitivi, essere insieme, seguire il nostro sistema offensivo e difensivo. Era finita Reggio Pistoia e quindi eravamo in attesa di capire appunto contro chi avremmo giocato e ci siamo messi a guardarla in stanza fisio. And then we see Corey Nate hit that crazy fadeaway to go into overtime. Then we just see the overtime go, okay, Trapani it is. You know, that's like the team that we really didn't want to see. Matchup-wise, it was tough, but we knew that like with the way the games were going to be played, like only a day's rest in between and 2 days, that was to our advantage. So we was like, man, like this is going to be a really tough series, but we really consistently thought that we were going to win the series. Honestly, we had to fly. I didn't want to do that because of the travel. But for the champions. Hey, baby! Yeah! We here! For me, the most important is not to make turnovers, live ball turnovers, because it's a team that on any opportunity they want to run and essere competitivi durante la partita. Il più importante, questo. I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool for the sharks. Now they know just because they can't beat on his motions. How the kid never switch codes, but he can switch focus. Staring down your team with a poison. Ice cold milk that can end the summer solstice. They see you soft, never thought about retreating. If you never have, then they'll give you a reason. Better watch your tone, lose your bass when you speaking. Underneath the mask is the wrath of a bitch. When you learn how to smile in their face, then go cutthroat. Then they wanna call you a clown when the blood goes. I remember starving while y'all had a truckload. That's a great attack, boy! Come on! With my feet up, I'm relaxing. Singing Figaro with no accent. While I pull strings from the streets in. I'm the kingpin. Watch out today! Shalom, shalom, shalom! Game one. Stare zitto, se no fallo tecnico, Oh! No, devi ancora fargli la battuta. Falla alla telecamera. Ciao falla alla Dev. telecamera. Ciao. Mi raccomando, no, non sorti troppo. Da una parte Trapani che sogna ad occhi aperti, spinta da un popolo intero, dall'altra Reggio Emilia, esperienza, muscoli e una difesa che non fa sconti. Due squadre, due filosofie agli opposti, ma lo stesso fuoco negli occhi, luci accese sui playoff. Shark 1 Outens e tempo di gara 1. First game was a very competitive game. Alibegovic, gran primo passo e vola al ferro subito per il punto esclamativo. La tripla in step back per Quan Citam che si presenta così nel match. We were missing Jamar. We had a very good start. It was really our opportunity to make a good step. Lavoro col taglio fuori per Alibegovic, lancia Orton dall'altra parte.
parte il taglio di Farid, fino in fondo Kenneth Farid. I playoff richiedono un'attenzione particolare che magari durante la stagione regolare non è così importante, devi essere molto più cinico, più freddo, più attento a queste cose. Gara 1 una bella partita, secondo me è giocata molto bene dall'inizio alla fine. Il tiro da 3 a segno. Deciso dai dettagli. Penso a Robinson che ha fatto 6 su 8 a 3. Attaccare con Farid, step back e tripla. Spazio per Robinson. Justin Robinson, la reazione di Trapani è arrivata. We played it to perfection, but you know with teams like that, they have 10-11 guys who you know on any given night can be that guy for them and make tough shots. Otei appoggia il tabellone di forza, di potenza. We didn't manage, to translate this good performance in one first win. Abbiamo cercato di fare il possibile. They won, so è quello che è. Finisce qui al Palasark, vince Trapani 80-75. Quanta sofferenza per Trapani, che ha dovuto faticare non poco per spegnere le resistenze di una Reggio Emilia capace. I would say that overall they are very good shooting team from the perimeter. In the first game they score 15 threes and we just score 5 threes, and that was the difference. For me, we must try to be the same competitive and to go until the end like we did in the first game. Back to war, baby. And there to have more clear mind and to be more effective in the crucial moments of the game. Get it done, man. Get it done. Actually, I have nothing to say, and there is nothing to say. A lot of things that we need to do. Okay, let's go together outside to do those things. Okay, and ricca di tensione e vinta solo sul filo di lana dalla Trapani Shark al suo debutto di sempre nei playoff. Ora la serie di quarti di finale contro Reggio Emilia celebra il secondo atto e la 1 Hotel si è obbligata a vincere per non tornare a casa con le spalle al muro. Va da Libegovic, taglio di Orton, Fai lo aspetta lì, seconda stoppata di Fai su Orton che poi dall'altra parte vola sopra il ferro. Non poteva davvero cominciare meglio la sua gara, 2 stoppate. We did the right things, definitely for the first half. Really consistent. Anche Reggio Emilia corre e Momo Fai schiaccia un'altra volta. È un festival di schiacciate di Momo Fai. Barford si prende la tripla. Più 9, 1 Hotels. Per terra, piratona di Rossato che va fino in fondo. Appoggia al vetro e segna. Tornare da Cita, lo perde. La difesa di Trapani. Cambia spazio per la tripla dall'angolo. Cita sistema i piedi, spara e segna. Purtroppo we lost our mind for 5 minutes in the third quarter. They built their confidence. They scored almost 30 points, as I remember. We didn't find the ways to come back in the game. And finally it was an easy game for them. L'anticipo Petruccelli, l'ultimo tocco è di Winston. Fino a metà terza quarta eravamo lì, poi abbiamo avuto un attimo di... abbiamo preso un parziale che poi ha scavato un po' il solco e abbiamo fatto fatica a recuperare, anche se abbiamo provato, però dopo era un po' tardi, diciamo. Buonasera da Giovanni Poggi, benvenuti a Reggio Emilia, quarti di finale, round 3 dei playoff di LBA, 1 Hotels Reggio Emilia, Trapani Shark, il 2-0 nella serie, la squadra di Jasmine Rippigiani. I think we made our efforts. Again, I think we were competitive. For sure, for certain players, that they are key players for us, fatigue was something that plays some important role. Quando arrivi ai playoff però secondo me è tanto, sai, sicuramente la fatica fisica, ma come ce l'abbiamo noi ce l'hanno anche gli altri, quindi tanto l'aspetto mentale.
passa la parabola, evita la stoppata. Eccoli qui i primi due di Reggio. Galloway, palleggio, resto, tiro subito dell'ex, vola per terra. Trapani si porta più 4. Offride, prende fuori, schiaccia. Fuori per Cita, altra fitta fuori Begovic. Colpisce la Reggiana. Primo sorpasso. Uno che fino in fondo anche per schiacciare. Fallo che scappa a Parigi in fondo. Fuori per Chilo, piede a posto, tripla, Rippo, batte il Chilo, c'è anche lui, Robinson, salomeggia, poi fino in fondo, evita la stoppata di Fayet. Monte, poco Orton, penetrazione, evita la stoppata di Pareda. Bravissimo fuori per Gentile, importante la 3 punti, a segno, anche Gentile. La sensazione è stata di rammarico, sentirsi non stirare in gara 3 dove stavamo andando bene come squadra, avevamo iniziato un po' a dare il parziale, quando poi vedi gli ultimi minuti che la vedi andare via e non poter rientrare in campo mi ha fatto male, mi ha fatto soffrire. Schiacciato Galloway, altra tripla, anche questa, a segno! Corsa di Robinson, transizione in campo aperto, Tapolietti che non commette fallo! E poi è qua, segue l'azione e schiaccia! No regrets, no regrets. They're just a good team, they play well together, they play a kind of fast pace, and they're the #1 team in scoring the league, so they make a big difference. But they're just a good team, hats off to them. We played a good game, and hopefully I hope they win because they beat us, so I hope they win the league. Semplicemente va dato merito a Trapani, loro hanno giocato bene, su questo non c'è niente da dire, hanno meritato, noi ci abbiamo provato fino alla fine, però è andata così. Although we are satisfied from the season that we made and it was a long season, but at the end of the day, personally I'm not very satisfied because of these 3 games. But we have to accept the results and it is what it is. And now the season is over. Sicuramente è stata una stagione secondo me molto bella, dove abbiamo fatto secondo me molto bene, perché comunque qualificarsi in Coppa Italia, primi 8 in Europa e playoff non è una cosa scontata. Però è chiaro che sì, si è accusato un po' di fatica. Siamo insieme tutta la stagione, tanti momenti intensi. We live together, we really live together. And a lot of things happen. People left, people passed away, people came in life. Memories that we must let behind us and keep in ourselves, in our minds and in our hearts. Because it's important to let good memories also to the others and also to keep some good memories for yourself. Maybe it should be a little bit different the end of the season, but the only thing I can do is to smile, honestly to smile. It's not fair not to see the big picture, and the big picture was a wonderful season. And to me, the most important, like I say always to my daughter, whatever you do, whatever you let behind you is important to let something positive and to let good memories. Personally, I will have very good memories on this season. For me, you were the main family, because I'm not here with my family. I want to thank you all. I know that was not easy, the life with me sometimes and with Fede. My phone is always open for you, whatever you need. Honestly, I will have one good thing to say for all of you. Okay? Bye guys. 1, 2, 3. Gladiators forever, man. Gladiators forever. Quando comunque crei un legame così, no, con i compagni, con un gruppo, con lo staff, anche appunto episodi al di fuori della pallacanestro, così importanti in positivo e in negativo, ti colpiscono. A me è capitato in poche squadre che quando sei in trasferta rimani praticamente tutti a tavola fino oltre il dovuto, a parlare, a chiacchierare, a stare bene insieme, a condividere il tempo.
Quindi questi legami umani secondo me sono ancora forse più importanti di quello che si crea in campo. They here are saying American pizza is by far. They don't know. They have no idea. Not even close. You have to try it. You have to go there and try it. Man, I feel like this was the most important year of my professional career, you know, being accepted by the fans. And, you know, I was just here 2 years ago when they were on the verge of relegating, and just to seeing that the fans were still behind them then, and then come here and actually experiencing and be able to walk through the city and everybody being so nice and friendly, coming up to me asking for pictures, and you know, and I'm able to speak Italian to them, so you know, just hearing that from them, they love to see other foreigners try and speak their language. So I mean, but just being here was amazing for me and my family and my boys. We loved it, so really positive experience here. Per me sono stati 2 anni stupendi, devo dire grazie alle persone che in qualche modo mi hanno dato questa possibilità, mi hanno scelto, la Presidente mi ha portato qui, tutto lo staff che ha sempre in qualche modo mi ha accettato come sono ed ha sempre avuto una visione anche per quello che è il cambiamento e in qualche modo si è sempre cercato di andare al di là dei propri limiti. Questa è una dimostrazione che si cerca di guardare il futuro, per questo sono estremamente tranquillo di quello che sarà questo futuro. Nello sport ci saranno degli alti e dei bassi, ma mi sembra che la maturità di questa città, di questa tifoseria, di questa club ci fa in qualche modo stare molto tranquilli e ci fa guardare al futuro con grande ottimismo e positività. Mi piace quello che si è costruito qua. Mi ha fatto volere tanto bene a Reggio Emilia e ho percepito lo stesso, quindi a me piacerebbe veramente continuare qua, cercare di aiutare il club a crescere, i ragazzi giovani. Io mi sento ancora un 22enne, però è chiaro che gli anni passano e quindi un po' mi sono immedesimato anche in campo in questo ruolo, cercare di pensare meno a me stesso ma più al bene della squadra ed è bellissimo che questa cosa è vista e apprezzata e gli do tanto valore. È chiaro che il nostro sport, lavoro, passione, chiamarlo come vuoi, è legato ai risultati. Però tante volte è un peccato fermarsi solo al risultato singolo perché ci sono tanti aspetti, tanti dettagli che ti portano al risultato, no? Anche lavoro, determinazione, impegno, fortuna. Ti accorgi poi, oltre al risultato, le vittorie e le sconfitte, quello che ti rimane a livello umano, quello che provi in positivo e negativo, come lo condividi all'interno di uno spogliatoio, ti lascia qualcosa dentro di tanto forte, di importante. Sì, è bello vincere, ma è bello anche quello che ti rimane. Il viaggio che fai, quello che ti rimane quando ti guardi indietro e dici che figata. Grazie a voi, siete stati veramente bravi. Voglio fare i complimenti. E non è ancora questo? No, perché allora un discorso è il discorso del prodotto finale, che poi ho informazione all'interno che sembra tutto molto molto bello e penso che insomma questo, però farlo con come si può dire, un tatto, una sensibilità, entrando anche negli spogliatoi, alla fine siamo riusciti in qualche modo, e questo mi piace per il discorso che dicevo prima del cambiamento, a scardinare alcune, si faceva così, il mondo dello sport è così e tutto. Ci avete portato in qualche modo a fare un percorso che ci ha fatto uscire da questo e secondo me in qualche modo dovremo seguire il futuro, però l'avete fatto con una visione ben precisa ma soprattutto con una sensibilità che si trova in poche persone. Il fatto che siete riusciti a coinvolgere, a convincere un allenatore greco ad entrare nei suoi spogliatoi, a fargli dire credetemi, non avete idea di quello che siete riusciti a fare. Per cui bravi e di questo vi ringrazio. Grazie mille Reggio Emilia. Ciao!